Moschini, l'ho fatto trattenere durante la pubblicità perché se no un fiume in prego. Rimettiamo, non perché abbiamo fatto voli pindarici, ma rimettiamoci nella realtà, la realtà di tutti i giorni. Il malessere da dove nasce? Nasce da uno scontento ormai diffuso, trasversale, su un fisco che non piace, su una Quindi lei riporta burocrazia, l'attenzione sul malessere. su una burocrazia che non piace, su una sanità che nel Veneto funziona ma altrove poco. E quindi il malessere è un malessere diffuso che è espressione di dati di fatto. I dati di fatto questi sono. Abbiamo ormai bisogno di un nuovo testo unico per quanto rigguarda le imposte sui redditi, IVA e imposte dirette e indirette. Perché? Perché ormai il testo unico dell'87 è diventato un colabrodo perché si sono aggiunti ogni anno e ogni governo decine e decine di provvedimenti che ormai i professionisti del settore fanno veramente fatica a districarsi in mezzo alle norme. Non parliamo poi dell'aspetto della giurisprudenza, quindi l'aspetto legale o altre cose, ma solo in questo. Sicuramente stiamo facendo una fatica immensa nel compilare 167 pagine per una dichiarazione dei redditi, che mi pare ormai diventata una barzelletta. Sì, non è solo una barzelletta, è un po' una vergogna ormai, no? Voglio dire, uno deve diventare realmente pazzo. Diventiamo pazzi anche con le compilazioni dei semplici, come erano modelli 730, che sono diventati anche quelli ormai di una difficoltà abbastanza diffusa. Vero è che i sindacati ne sfornano a migliaia, ma però dobbiamo anche controllare e verificare se tutto quello che ci viene scritto sopra risponda realmente a quelli che sono i dati reali, perché il contribuente non sempre è capace, preparato e istantaneo nel dare un certo tipo di informazione piuttosto che l'altra. Quindi è tutto questo malessere nasce da una serie di concause, è un'insoddisfazione generalizzata, ma non solo nel Veneto, perché noi lavoriamo in molte regioni d'Italia, centro-nord. Quindi secondo lei anche una richiesta, dire piuttosto delego certe competenze in regione dove si potrebbero risolvere meglio che non lo Stato centrale che mi ha deluso. Ma è possibile questo, no? Quindi sicuramente avere un fisco nazionale più adeguato, quindi con delle norme piuttosto chiare, non così articolate, avere un centro studi che funzioni, un centro studi che controlla e verifica se le norme sono veramente attuabili o non attuabili, che può aiutare l'impresa e il professionista a sviluppare in un certo modo quella che è l'applicazione vera e concreta della norma. Certo, non vogliamo, perché sennò poi tutto fa nascere quella che chiamano l'evasione, l'elusione, ma è evidente che poi da tutte queste difficoltà l'imprenditore a volte dice ma chi me lo fa fare, dove sta là a fare tutta sta roba, dammi qua 100 euro che si affinia, no? È detta così alla veneta. Quindi se abbiamo una maggior chiarezza, una maggior trasparenza, credo che andiamo meglio tutti. Questo è l'argomento fondamentale che secondo me va trattato in una, chiamiamola tra virgolette, vittoria di questo referendum. Va bene, ci sta, c'è stata perché la gente si è espressa, viva Dio, no? Quindi cerchiamo di spingere e cercare di aiutare la popolazione che lavora ad avere una tranquillità diversa nell'esprimersi nei confronti dello Stato. Ecco, chiedo a lei Grinzato, di fatto, vabbè, dopo al di là delle analisi, comunque molte persone che sono dipendenti pubblici dello Stato, quant'altro di grandi multinazionali, in Lombardia poi tra l'altro c'è uno spaccato importante, sentivano meno l'esigenza di andare a esprimersi perché finito il momento di crisi nera si sono sentiti più tranquilli e quindi per loro le cose vanno in un certo modo. Viceversa le categorie produttive, liberi professionisti, commercianti, imprenditori, artigiani eccetera, hanno sempre sentito forte questa esigenza, al di là di chi ha proprio un senso identitario, ma sono altre fasce. Non può essere proprio che a un certo punto queste categorie sono le più esposte a una mala gestione da parte dello Stato e esempi purtroppo di non risoluzione di problemi, riforme dette ma non fatte, quant'altro, e quindi a questo punto sono esplosi in questo? Sono senz'altro le più esposte a un periodo di difficoltà economica, questo sì, senza dubbio. Il libero professionista, l'imprenditore, chi assume su di sé il rischio della propria impresa, della propria azienda, della propria attività lavorativa, non c'è dubbio che vede immediatamente riflessi sul proprio benessere
i disagi di una situazione congiunturale sfavorevole. Su questo non c'è alcun tipo di dubbio. Il dipendente della pubblica amministrazione, il dipendente di aziende private talmente grandi da poter essere accomunate come funzionamento interno alla pubblica amministrazione, si accorgono del problema perlomeno in differita, cioè il problema emerge per loro a distanza di un tempo, non immediatamente. Il libero professionista, l'imprenditore, il problema lo vive immediatamente, in certi casi lo vive addirittura anticipatamente, perché per esempio nella difficoltà di accedere a un credito, prima che per lui il problema si sia manifestato concretamente, già questo è un'anticipazione di un problema che lui ancora non ha avuto. Eppure sappiamo, si potrà essere confermato, sappiamo quanto questo rappresenti un problema per le imprese. Sì, senza dubbio. Mi faccia solo dare una risposta prima a una questione invece di natura personale. Non sento di dovermi vergognare. Le spiego perché. Non sento di dovermi vergognare, soprattutto per chi mi dice... Per che cosa? Spiegami ai telespettatori, perché la questione è nata fuori onda. Per quello che mi era stato detto dall'avvocato Moschin. Morosin, chiedo scusa. Non sento di dovermi vergognare per un motivo molto semplice, perché se lei mi dice che dovrei vergognarmi perché secondo lei temo la manifestazione democratica del popolo, è lei che mi dice che di fronte a un'espressione libera e democratica quale la mia, cioè un invito ad astenersi, dovrei vergognarmi. Di fronte a una manifestazione di volontà politica io dovrei vergognarmi per quello che ho detto? No, non lo faccio. Le dico tanto di più che non solo non temo la manifestazione della volontà popolare, ci mancherebbe altro, anzi, e tantomeno invito il popolo a disinteressarsi della gestione politica per farla gestire da presunti trafficoni. Tant'è che io, ripeto, anzi il Partito Socialista aveva chiesto al Presidente Zaia di impegnarsi direttamente senza saltare il referendum. Non abbiamo chiesto di gestirla noi, abbiamo chiesto a lui che si facesse carico di questa responsabilità. Punto. Però quindi, se fosse così, cioè se il Partito Socialista avesse avuto una spinta che puntava all'autonomia così spiccata come la stai manifestando tu, avrebbe forse per coerenza dovuto invitare il proprio elettorato a votare sì all'autonomia, perché tu non puoi scegliere di dare un voto per dispetto. Siccome non hai fatto governatore, no, scusami, quello che ti ho chiesto è cioè fare delle trattative, cosa che peraltro incidentalmente devo correggere perché è noto a tutti come la Regione ha cercato di intavolare trattative con il governo da quando Zaia è diventato governatore, ma questo è un inciso. Quando anche fosse, e cioè che il governatore avrebbe dovuto iniziare le trattative in contemporanea con il referendum, se tu, anzi se il Partito Socialista avesse, prima del referendum, avesse voluto realmente l'autonomia, cioè non una espressione ideologica, cioè io sì sarei in linea di massima concorde con l'autonomia, però non la voto. Allora è una contraddizione in termini che dimostra forse la fragilità di questa istanza autonomista. No, cioè è molto più semplice dire sì. Posso essere aiutato a capire, perché vorrei capire meglio, perché forse ho perso qualche passaggio. Sollecitare all'astensionismo significa che se quella sollecitazione produce l'effetto del 51%, il referendum è nullo? Non ho capito la domanda. Certo. Manca il quorum. Ma se manca il quorum, il referendum è nullo. Sì, il referendum è nullo. Bene. Allora, questo referendum, dal mio punto di vista, non ha chiamato la gente a dire facciamo il referendum sì o no. Il referendum è stato indetto per dire vota sì o vota no su questo argomento. Quindi abbiamo preso due strade, sono due strade diverse. Sì, ma in effetti è una speculazione sulla quale io ribadisco, chi ha detto di astenersi dovrebbe vergognarsi. Allora, non è un fatto personale per lui, se dobbiamo sparare sul referendum è un paio di maniche. Moschini, come hai detto se dobbiamo aspettarci una risposta da delle persone è un altro paio di maniche ancora. Ma poi a referendum già indetto, scusa se mi aggancio, a referendum già indetto, con una spesa già certa,
Scegli da che parte stare. Invitare a non andare a votare è un attacco alla democrazia, è chiaro. Cioè non voglio sentire l'opinione del popolo perché io sono più bravo, perché ci sono meccanismi alternativi, ma guarda caso l'Emilia Romagna ha anche messo in moto all'ultimo momento, ma stiamo scherzando. Ma su cosa avremmo Questo dovuto è il punto. votare? Quali materie? Quali materie avremmo dovuto votare? Allora qui bisogna avere i punti. Oh, bene, parliamo di questo, di quali materie avremmo dovuto votare, su quali materie avremmo dovuto Costituzionale a bocciare i quesiti. Scusa, stavo dicendo proprio alla dottoressa Cognito che dovremmo fare attenzione per entrare nel cuore della materia. Intanto chi ha detto che il quesito era generico è perché non ha letto nulla, non ha saputo. Il quesito era essenziale perché era riferito esattamente alla dizione che c'è nel 116 della Costituzione. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Quello che si poteva fare come quesito. Le condizioni sono indicate nella legge, si poteva fare anche un quesito di 1 pagina e mezza, ma il buon senso ha detto no. E infatti la Corte e tutti gli organi che hanno valutato l'ha ammesso, è perfettamente chiaro e legittimo e ricco di contenuti. Che i contenuti non siano stati poi portati a conoscenza del pubblico, questa è una cosa grave da parte anche della TV di Stato, per esempio, o da parte degli organi di comunicazione che hanno considerato sto referendum, i grandi giornali italiani. Se voi andate a vedere la stampa dell'ultimo mese l'hanno considerato come una cosa, sì, meno importante della domenica sportiva, una cosa locale. Ne hanno parlato l'ultima settimana. Adesso salvo ad accorgersi lunedì che il 98% di circa il 60% dei veneti ha detto una cosa ben forte. Le materie sono tantissime e ricche di contenuti e su queste la Regione del Veneto è in grado di assumere le responsabilità conseguenti. Le leggiamo, a parte le 3 che sono di competenza dello Stato e che secondo me sarebbero indice veramente di grande forza nella trattativa. Va dato merito, se la Regione riesce a portarsene a casa una di queste 3 o tutte e 3 come spero io, allora sì cambiano le cose. Ma anche quelle concorrenti. Legislazione, rapporti internazionali con l'Unione Europea delle regioni, per esempio sulla questione dell'immigrazione. Oggi la voce della regione è stata 0 in materia di immigrazione, se a titolo di trattare anche in materia di legislazione concorrente relativa a rapporti internazionali con l'Unione Europea delle regioni, è chiaro che dirà la sua, quantomeno andrà al tavolo delle trattative. Sì, ma le commercio, scusami, la domanda mia è solo perché non indicare? Astieniti per cortesia. Sì, senz'altro, mi asterrò dall'ascoltarti perché stai dicendo delle banalità tali che chiunque se lo può leggere sulla Costituzione. Sei abituato a sovrapporti, ho lasciato dire tutto quello che hai voluto dire. Tutela e sicurezza del lavoro. Tutela e sicurezza del lavoro, materia importantissima, abbiamo ancora morti sul lavoro. Istruzione, salva l'autonomia delle istruzioni scolastiche, ricerca scientifica e tecnologica, 0 oggi, lo Stato destina 0. Professioni, ricerca, poi abbiamo alimentazione, problema della sicurezza alimentare, poi abbiamo ordinamento sportivo. C'è il mondo dello sport veneto che è agganciato, è una realtà giugulatoria alle strutture centrali italiane. Questi fanno un salto di gioia, vedreste cosa cambierebbe nel mondo sportivo. Andate a chiedere a quelli del rugby, del calcio, ma di qualsiasi altra disciplina sportiva che cosa vi dicono. Ordinamento sportivo. Protezione civile, finalmente. I nostri che sono andati ad assistere immediatamente, il gruppo primo che è arrivato, partito da Treviso, per il terremoto che è accaduto l'anno scorso, li hanno fermati a 10 km e detto la sede centrale della protezione civile non vi ha chiamati, questi hanno dovuto fermarsi 10 km prima, era il gruppo più attrezzato, organizzato, preparato e capace di intervenire. Queste sono le follie della burocrazia italiana e della competenza centralizzata. Velocemente. E poi abbiamo i trasporti, abbiamo il coordinamento a finanza e sistema tributario, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le casse di risparmio e le banche del territorio, avrebbe potuto fare, e tutte le altre materie, ma quindi c'è un pacco enorme di competenze sulle quali veramente potrebbe cambiare in parte la vita dei veneti, in attesa di un passaggio più ampio che è quello che io sostengo con il mio movimento. Do la parola a lei adesso. Sì, mi fa piacere. No, prego. Mi fa piacere vedere che talvolta vengono riprese e ricordate anche. Sono perfettamente d'accordo, è quello che sarebbe dovuto essere fatto prima, semplicemente tutto qua, dare un'indicazione di voto informata all'elettore. Per questo è stato fatto? No, ce l'ha detto anche lei, non è stato fatto. Hai ragione. E allora, benissimo, a fronte di questo possiamo dire che era generico per il fatto che chi andava a votare non sapeva se dopo la regione si sarebbe impegnata per una o per 23 delle materie. Ma anche il referendum costituzionale dell'anno scorso, se non c'era la comunicazione che c'è stata imponente, benissimo. È vero o non è vero? Una domanda molto precisa. È vero o non è vero che a seguito di quello che è stato votato la regione può decidere di
impegnarsi per una o per 23 di quelle materie indifferentemente. Sì, l'ha detto prima, l'ha detto durante, l'ha detto dopo, vuole tutte e 23, quindi, ha ragione. E allora, ma che lui voglia e lo dichiari è un conto. I veneti 98 va benissimo, va benissimo, adesso. che lui dica di volerlo va benissimo, che lui dica che i veneti lo vogliono va benissimo, mi dica scritto sul quesito referendario a quali si sta impegnando. Ma diventava complesso e comunque altrimenti io come faccio a sapere per cosa sto votando? Però è vera una cosa, che è stato passato questo referendum, ha avuto una vicissitudine lunghissima, la consulta l'ha bocciato più volte le sue manifestazioni, così semplice è stato approvato, è stata una volontà lì ben precisa. Va benissimo, lì non so che cosa dire, poteva essere scritto meglio, alla consulta non l'avrebbe bocciato, non è che la Corte Costituzionale si inventa di bocciare perché così è, la Corte Costituzionale boccia quello che non è conforme alla legge costituzionale. È stato ammesso. Per cui, però secondo me il paradosso sul quale forse bisognerebbe riflettere è per quale motivo un esponente politico, un partito che ritiene che sia importante concedere maggiori forme di autonomia e quindi propone una trattativa, al contempo non consente o comunque invita i suoi elettori a non farlo. Perché voglio che sia fatta bene. Voglio che sia fatta bene in maniera precisa. È una contraddizione intrinseca che dimostra esattamente quello che hai detto all'origine, e cioè il Partito Socialista ha dato suggerimento di astenersi perché non si tramutasse in un plebiscito a favore di Zaia. Per idea, ma soprattutto non l'ho mai detto. Ma sì, questo l'hai detto all'inizio. Ma non l'ho mai detto, ma figurati cosa mi interessa se ti traduce in un plebiscito a favore di Zaia o no. Tu all'inizio hai detto, all'inizio della trasmissione hai detto che il referendum aveva un mero scopo propagandistico, questo l'hai detto tu, allora cerca di decidere che cosa hai detto e che cosa non hai detto. Questo l'ho detto, non me ne frega assolutamente niente se dopo si traduce in un referendum a favore di Zaia. È la stessa cosa. Nel 70 chi ha voluto le regioni? Sto finendo il ragionamento. Era socialista Pietro Nenni? Sto finendo il ragionamento, e cioè sto dicendo che se il motivo per cui avete sconsigliato gli elettori di andare a votare era per evitare che ci fosse un intento propagandistico, in questo senso avete cambiato completamente l'ottica di un referendum che invece era prima, durante e dopo, a detta del governatore, trasversale. Tanto è vero che il giorno stesso e il giorno dopo, analizzando i risultati del referendum, Zaia non ha detto ha vinto la Lega, ha vinto il popolo veneto. E quindi voi socialisti che facevate parte del popolo veneto e che ritenevate necessarie forme di autonomia, avreste dovuto dire a gran voce che oltre al 60% che abbiamo realizzato c'è il più punto di domanda del Partito Socialista, che comunque è d'accordo nel senso di maggiore autonomia. Ma non con questo quesito, qua stiamo facendo finta di non ricordarci. Però posso dire, attenzione, le cose devono essere fatte in modo sempre semplice e molto chiaro. Una volta che un referendum viene indetto, l'importante è che le persone comunque vadano a votare, no, mettono un no, perché voi magari dite no, non sono d'accordo, no, faccio l'esempio. Ma le persone devono andare a votare una cosa precisa. Sì, però una volta che è stato indetto, vai a votare, lo capisci, voi lo dovreste spiegare, casomai aver spiegato. È quello che abbiamo sempre spiegato, abbiamo sempre motivato la nostra astensione, non abbiamo mai detto il nostro invito all'astensione. Il 98% non abbiamo mai detto, votato senza sapere, da ignoranti. Non è mica vero, chi è che l'ha detto questo? È la conclusione. No, non è la conclusione questa, il 98% di Veneti è andato. Io mi astengo dalla polemica. Sì, comunque attenzione che le persone non tutte sono istruite. Io sento tante volte lamentele perché l'unica cosa che ho percepito che era piaciuta di questo che era semplice, perché tutti lo potevano capire. Dopo eri più capace, più acculturato, andavi a studiartelo, però tante volte la gente non ha mai capito niente nei referendum, perché il cittadino normale non è laureato, non è che non sia in grado di capire quello di cui stiamo parlando. No, ma adesso questa cosa, la domanda così era semplice, fosse stata molto più complicata, avrebbe in qualche modo disincentivato tutta una fascia di persone che non hanno la capacità, cioè che nella sostanza, come dice Moschini, la praticità quotidiana la comprendono, ma a leggere tutto si confondono, e questo lo so, lo sento, lo percepisco, persone anche anziane. E poi avrebbero dovuto essere 23 quesiti, vuoi l'autonomia su questa materia? Ma la consulta non li avrebbe fatti passare, abbiamo già discusso tante volte io per esempio ho fatto tantissime serate in giro per il Veneto, la gente chiedeva, quindi si è informata laddove ha voluto capire. E quindi purtroppo è mancata la comunicazione pubblica. Quindi è possibile comprendere la cosa. Comunque non voglio tirare innanzi questa questione oltre. No, chiedevo anche a lei, Moschini, proprio per aprirla un po' al discorso dell'Europa, come ho chiesto a Grinzato. C'è qualcosa poi che si può ravvedere in un discorso un po' generale, più esteso, non solo europeo ma mondiale, di cambiamenti in atto secondo lei?
tra le persone, quindi al di là della situazione italiana peculiare, un qualcosa che sta cambiando oppure no, e che rapidamente spaventa l'Europa stessa? Sì, può spaventare sicuramente l'Europa stessa, perché i fermenti, i focolai ce ne sono ovunque, e sono focolai che hanno un'origine. L'origine è lo scontento. Quindi lei dice l'origine è lo scontento, perfetto. Assolutamente. Lei mi ha già risposto, Morosin? Ma certo, è evidente, ne parlava anche Ernesto Galli della Loggia, noto politologo, diceva che è finita l'epoca degli stati risorgimentali e nasce un'aspettativa di rinascimento delle piccole patrie. Ma dovuto a cosa? Dovuto al fatto dell'inadeguatezza di questa Europa così come organizzata, quindi un'Europa che ha ripetuto in grande quella che era il disfunzionamento burocratico al suo interno. Delusione. Delusione, certamente. Ma sì, senz'altro ci sono dei problemi epocali, come per esempio la migrazione che interessa l'Europa, che non sono stati affrontati da questa Europa e che quindi dimostrano come l'Europa, per così come è realizzata e concepita, non riesce a questo fa nascere dei nazionalismi. Ed ovviamente spinge i cittadini a chiedersi come poter interagire ed avere potere nonostante siamo in un contesto nel quale sostanzialmente non c'è nessun tipo di risposta e quindi evidentemente poi lo Stato comincia a dire: se non ho una risposta collettiva devo trovare delle risposte individuali. È evidente. Secondo lei? Ma ritengo che sia sempre prevalente l'attenzione a cercare di cambiare un contesto che è difficile. Io parlo sempre dal punto di vista dell'economia, ma della vita sociale, per cui l'esigenza di poter avvicinare i processi decisionali è fondamentale, dal senso della garanzia, del controllo, della possibilità di modificare, di poter integrare. È una richiesta che sta venendo fuori in tutti i paesi, un po' in tutti i paesi europei, per cui quel principio di sussidiarietà, tra l'altro molto presente anche nella Costituzione, deve trovare una formula nuova per coniugarsi in un contesto che è cambiato, per cui paradossalmente la Costituzione aveva già previsto questa possibilità di ampliare le deleghe a quelle regioni che saranno in grado di... Noi dobbiamo chiedere questo, dobbiamo anche però avere tempi, non abbiamo più i tempi di una volta, quindi abbiamo tempi accelerati, per cui il sostegno anche delle categorie economiche è stato chiaro, della maggior parte delle categorie, proprio perché c'è anche l'urgenza di andare a intervenire per dare dei segnali chiari. Già oggi, al di là delle deleghe immediate o meno che possono essere raggiunte in tempo di alcuni mesi, anche una forza maggiore per poter definire meglio quali risorse il Veneto può utilizzare per poter fare infrastrutture, altri interventi per le piccole e medie imprese è importante. Penso sia necessario avvicinare la scelta degli investimenti, per cui anche la responsabilità della gestione, al territorio. Sì, battuta di chiusura, prego. Una battuta, ma per capire, questa lunga corsa in questa crisi economica che ci ha devastati, sono passati ormai 10 anni, sì. Sono quasi 10 anni, siamo alla soglia del 10° anno, e ha cambiato letteralmente i rapporti, le relazioni, ha cambiato letteralmente il rapporto finanza, banca, impresa, ha cambiato completamente quelli che sono i rapporti di natura istituzionale, ma soprattutto di natura burocratica. Ci troviamo oggi a confrontarci con quella che è una nuova e forte e grande globalizzazione. Siamo globalizzati o globalizziamo? Questo è il primo quesito al quale dobbiamo sicuramente rispondere, ma oggi piccolo non è più bello, deve essere grande. Che cosa dobbiamo fare delle nostre piccole imprese, che sono quelle realtà artigianali? Quindi forse questa globalizzazione non piace più di tanto, ha deluso. Ha deluso. Quindi cosa dobbiamo fare con le nostre imprese, le piccole, che sono il tessuto artigianale che rinomato nel mondo, ma che noi stiamo penalizzando in una maniera vergognosa? Quindi cosa dobbiamo fare? Noi stiamo cercando di creare dei consorzi e una centrale consortile che possa aiutare queste piccole imprese a partecipare a quelli che sono gli appalti a processi più grandi. A processi più grandi ovviamente, ma soprattutto nell'ambito europeo, perché questo è il nostro vero mercato. Io ho rappresentato il nostro paese e la Bosnia-Herzegovina in un mandato lungo 5-6 anni e ho cercato di creare collegamenti fra le nostre regioni e l'area balcanica. In alcuni casi ci si riesce, in alcuni casi no, ma però gli aiuti e la parte istituzionale non è stata così presente e attenta, hai capito? Quindi l'imprenditore si sente per forza, è necessario, gioco forza, si sente defraudato di quello che può essere
un faro al quale fare riferimento in una sua manovra. E allora ne cerca uno più piccolo. Va bene, siamo giunti al termine, vi ringrazio della vostra partecipazione, i nostri ospiti, speriamo un po' così di aver aiutato delle riflessioni successive poi a un referendum, ne parleremo ancora insieme, naturalmente io vi lascio allo speciale di Quinto Piano, buon proseguimento, buona serata, a domani, grazie.